Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi nella live splash del vostro Marietto Veneziano. Oggi, da come avete visto dal titolo, parleremo di quei casi che sembrano incredibili, no? Di quei casi che si leggono sui giornali o si sono letti sui giornali. Io ho una certa età e quindi mi ricordo di casi emblematici e qui saltano fuori le protezioni che uno deve avere per incontrare certi soggetti. Perché dico questo? Perché mi viene in mente una nota showgirl, showgirl del panorama internazionale, ma in questo caso italiana, che su quattro figli ne sono morti tre, no? Allora, come diceva il saggio, io ho conosciuto un saggio che si chiama Marcello, no? Che non si può avere tutto nella vita, però diceva, uno può essere un caso, due, insomma, quasi quasi, ma tre è una certezza. E questa persona, sebbene sia una showgirl internazionale sul panorama delle TV, diciamo che insomma su quattro figli, tre gli sono morti. E allora, per quelle persone che hanno incontrato sicuramente questa persona, insomma, un punto di domanda magari avrebbero dovuto farselo. E penso che il quarto figlio qualche punto di domanda se lo dovrebbe fare. Ma perché questo? Perché se noi siamo gente che chiaramente non conosce queste showgirl, però conosciamo altre persone che magari hanno avuto la stessa o hanno la stessa traiettoria. Quindi Maretto cosa vi consiglia? Beh, perché proteggersi? Proprio perché esistono questi casi. In questo caso qua lei è molto nota e quindi è andato su tutti i rotocalchi intellettuali italiani, tipo, sapete, quei giornali, insomma, un po' particolari che a ogni puffetto lo fanno giù un pochino. Quindi, che cosa vi consiglia Marietto per non incontrare queste certezze? Beh, il sigillo che metto a monitor, oppure anche come si suol dire, il ciondolo magico di Ildegare Marietto Veneziano, dove ci sono otto protezioni, in cui anche c'è una protezione del cerchio di fuoco che cerca di allontanare certe persone, perché se vi incontrate, possono essere uomini che donne, elementi del genere sul vostro cammino, è chiaro che qualcuno un punto di domanda se lo fa. Quindi il vostro Marietto vi consiglia di fare questo. Poi il sigillo di Mosè proprio per questi tempi che stanno arrivando, perché effettivamente, al di là del fatto che si potrebbero incontrare certi soggetti, in questo caso era femminile, ma potrebbero essere anche maschili, no? Bisogna sempre essere protetti, sia a livello di famiglia, insomma, magari siete fidanzati con qualcuno del genere che ha queste energie, chiamiamole energie, no? E dovete difendervi, cioè praticamente non dico di allontanarlo, ma insomma, ognuno a casa sua si è fatto così. E poi anche perché purtroppo, come già dal 2010-2012 Marietto stavo dicendo, l'orsetto ci avrebbe attaccato e portato nel Medioevo, la strada è questa e quindi bisogna cercare di, prima di tutto, difendere le proprie proprietà se non si vuole andare via di casa, se non si vuole scappare e poi difendere gli inquilini di questa proprietà che potrebbero essere madre, padre, figlio, sorella, cugino, zio, nonno, insomma, tutto quello che è intorno a noi. Quindi consiglio il sigillo di Mosè per la casa. E voglio ricordare una cosa, Mosè non era solo un profeta, Mosè non era solo un mago, ma era anche un generale militare, era praticamente completo. Solo Gengis Khan, diciamo così, era al suo livello, solo che Gengis Khan quando si toglieva i guanti bianchi era un pochettino pericoloso, diciamo così. Quindi, perché questo? Perché purtroppo mi vengono sempre persone a contattarmi che mi dicono guarda sono in una situazione di cioccolato, non so come tirarmene fuori perché questa tizia o questo tizio è fatto così, non so come scappare, bisogna mettere delle mura, le mura di Gerico chiaramente. E quindi il Marietto cosa può consigliare? Prima di tutto una bella pulizia da 100 euro a livello energetico che tagliamo tutti i legami. Questo, e poi bisogna vedere se questa persona che arriva porta delle buone energie oppure porta una valanga di cioccolato. E con i tempi che stanno arrivando, col Covid che praticamente il 90% della popolazione italiana si è fatta vaccinare,
di un vaccino che poi purtroppo non sappiamo ancora gli esiti come saranno, per il semplice fatto che sapete anche voi, lo sanno anche i paracari di Modena, che il vaccino è sperimentale fino al 2023, quindi non si conoscono ancora gli effetti collaterali che possono avere. Magari è come bere una tisana e magari purtroppo, come dicono le cronache, può portare a degli effetti collaterali importanti. Ma poi vediamo la crisi che sta arrivando a livello economico, che non sanno più dove andare a prendere il gas, e i russi, vedete che, come aveva già detto il Manietto 10-12 anni fa, non si fermeranno sicuramente. Adesso guardano un po', strizzano l'occhio alla Polonia, alla Romania, alla Finlandia, alla Svezia, insomma i russi sicuramente, come aveva visto Marietta Piccolini, non si fermeranno. Quindi le persone sagge non vogliono sicuramente incontrare Sugar che gli muoiono 3 figli su 4, non vogliono sicuramente farsi rubare la casa da gente che abita a 10.000 km di distanza e quindi prende le dovute, come si dice, le dovute precauzioni. Ormai purtroppo, e l'ho sempre detto, si è fatto vicino, però entra in campo anche il karma e il karma, sono un buon karma, in quel caso del vaccino, lo sapete via più di uniti. Molti miei clienti mi hanno contattato per un'analisi, ho visto che il karma era più che positivo, altri invece purtroppo non sono venuti a Marietto del De Garda e io, come diceva il mio vecchio, difendo i miei figli e gli altri devono difendere i loro figli. Bene, cari amici, grazie di avermi ascoltato e alla prossima, ciao!